Il Comitato Provinciale ANPI e la sezione ANPI di Nuoro esprimono la loro solidarietà al sindaco di Riace, Mimmo Lucano, uomo simbolo della costruzione di un sistema di accoglienza basata su un modello di integrazione che vede la città calabrese esempio di una perfetta armonia di popoli e di culture differenti. Un modello che è stato la dimostrazione della possibilità di costruzione di una società inclusiva ed accogliente, che rispetta la dignità umana e la giustizia sociale. Esprimono inoltre una forte preoccupazione nei confronti di una politica che ha visto l'approvazione dell'ultimo decreto sicurezza che rende i migranti ancor più precari e ricattabili. Prendo gli occhiali. Se la Costituzione fosse applicata alla lettera, questo carcere sarebbe chiuso da 20 anni. In questo carcere la Costituzione non c'entra niente. È una frase di un operatore penitenziario che a suo tempo determinò l'invio degli ispettori da parte del ministro Orlando in un carcere del nord. Più volte l'Italia è stata richiamata o condannata dalla Corte europea dei diritti umani per il trattamento riservato a chi era affidato allo Stato. Dopo la sentenza di Strasburgo per il caso Torreggiani, che era stato un detenuto, in cui in una cella di 9 metri quadri era condivisa con il mobilio più altri 2 detenuti, risultava poco meno di 2 metri quadri di spazio vitale a testa. Racconta Antigone che è iniziato un percorso di riduzione delle presenze, però oggi i reclusi sono 58.560, un numero sempre eccessivo rispetto alla capienza complessiva delle nostre carceri che è di 50.615. Un dato che conferma, fra l'altro, la recidiva e i suicidi. Non a caso si verificano con una percentuale 17 volte superiore a quella riscontrata nella società libera. I luoghi di pena non sono tutti uguali, alcuni sono dignitosi e altri inaccettabili. La pena deve essere solo quella prevista dalla Costituzione, cioè non deve andare contro il senso di umanità e deve tendere al reinserimento sociale. Questo dipende dalla volontà del governo e dall'amministrazione penitenziaria, come pure dagli stessi dipende l'uniformità di tutte le carceri. Per il senatore Manconi, riformare il carcere è ormai un'impresa disperata. Il sistema carcerario induce a incattivirsi, accentua la propensione criminale. Si esce più criminali di prima. I dati li confermano. Quasi il 70% di quanti scontano interamente la pena commette nuovamente reati. Servono soluzioni alternative per favorire sanzioni più efficaci, meno nocive e meno disumane. Appena il 10% dei detenuti possono essere considerati socialmente pericolosi. Il resto della popolazione carceraria è composto da immigrati, dai depauperati dalla crisi economica e dai tossicodipendenti. Quando ho visto quel corpo, ho stentato a riconoscere mio fratello. Rammenta Ilaria Cucchi. Solo il coraggio ostinato della famiglia del ragazzo
superando infiniti ostacoli e muri di omertà, sono riusciti a far comprendere che quando un cittadino è affidato allo Stato deve essere rispettato, qualunque sia il censo, la nazionalità e persino il suo curriculum criminale. All'articolo 13 della Costituzione italiana si parla esplicitamente di una sanzione, la tortura, che il nostro ordinamento penale tuttora ignora. Il carcere contiene in sé tante storie che bisogna conoscere e capire, legate alle persone più deboli, agli ultimi, agli indifesi, dimenticati e in balia dell'ipocrisia generale. Secondo l'ex presidente della Repubblica Giorgio Napolitano, il carcere è una realtà non giustificabile in nome della sicurezza. Il carcere è un lungo e minuzioso processo di spoliazione, dal primo ingresso fino al momento dell'uscita, se uscita vi sarà. Il benvenuto te lo danno il freddo umido o il caldo torrido del cellulare o della portineria, il rumore metallico delle porte blindate, di cui non ti libererai più, in galera e poi fuori. La prima tappa in matricola, dove vieni letteralmente spogliato e perquisito fino in fondo all'ano, uno dei migliori ripostigli per piccoli ma ricercati generi stupefacenti. Ora puoi rivestirti, ma non completamente. Lacci, collane, oggetti di qualche valore restano lì, in matricola, insieme con i tuoi documenti e i tuoi soldi, se ne avevi. Declinate le generalità, puoi andare alla casella successiva, visita medica e colloquio psicologico di primo ingresso. Se hai segni di violenza sul corpo sarà bene repertarli subito, così che nessuno ne chieda conto poi al personale penitenziario. Terminato il colloquio con lo psicologo, sei pronto per la tua cella, se c'è un letto libero nei reparti ordinari. Altrimenti te ne stai al transito per un po', insieme con altri arrestati, in un camerone generalmente sovraffollato, vociante e lercio quanto può essere una cella provvisoria di tutti e di nessuno. La tua cella, quando ci arrivi, è il confino. Ti ci scortano successioni di poliziotti che ti scambiano di sezione in sezione, di piano in piano come fossi un pacco con i pochi effetti personali che riesci a portare con te. Alla fine del tour c'è una porta blindata, una gratta e un comitato di accoglienza. I tuoi compagni di cella, con i loro volti, i loro corpi, i loro odori. La cella si chiude e questa è la tua nuova e improbabile famiglia, che non tarderà a farti conoscere le regole della sua casa dentro le regole del condominio penitenziario. La tua vita d'ora in poi, nella maggior parte dei casi, si svolgerà tutta lì, tra quelle 4 piccole mura circondate da mura più grandi, con poco o niente da fare tutti i giorni, per tutti i giorni della pena. Per questo pensiamo, molto semplicemente, che se si conosce davvero la realtà del carcere, risulti molto difficile augurarsi che altri ne facciano esperienza. Sta tutto qui, forse la prima e più profonda ragione della nostra volontà di fare a meno dell'istituzione penitenziaria, firmato Luigi Manconi, Stefano Anastasia, Valentina Calderone e Federica Resta, che hanno scritto il libro Da abolire il carcere, cioè un pensiero, un modo di interpretare questa istituzione totale, che credo che almeno all'80-90% corrisponda alla realtà, e che qui io come presidente dell'ANPI, e in quanto anche rappresentante
dell'Associazione Antigone dichiaro veramente di condividere pienamente queste dichiarazioni, perché dall'esperienza che ho potuto trarre in tanti anni che sono con Antigone, ho potuto riscontrare che in molte carceri, non in tutte, ma in tantissime carceri, la realtà è quella che è stata descritta su questi fogli. Grazie. Allora, buonasera a tutti. Forse non c'è manco bisogno del microfono, comunque. Allora, noi come AMPI di Nuoro abbiamo, come dire, acquisito, lo dicevo anche stamattina, eravamo all'ITC SATTA di Nuoro, che è l'istituto nel quale insegno, e nel quale abbiamo questo protocollo d'intesa tra appunto AMPI e ITC. E abbiamo, come dire, come AMPI di Nuoro abbiamo questa filosofia, la filosofia che noi abbiamo acquisito da quando abbiamo cominciato a lavorare con questa organizzazione, è quella come dire, dell'impegno sociale legato alla memoria. Cioè, per noi l'AMPI non è soltanto memoria, non è soltanto memoria storica, anche se è fondamentale, centrale sicuramente, però l'AMPI deve essere assolutamente immersa nei problemi della società. E per questo motivo noi pensiamo che uno dei luoghi deputati per, come dire, tentare di smuovere un po' le acque è proprio la scuola. E nella scuola noi stamattina ci siamo stati e abbiamo ottenuto, mi sembra, poi gli amici insomma che con me sono stati lì a scuola potranno confermarlo o meno, comunque credo che abbiamo ottenuto veramente un grossissimo risultato, perché c'è stata una partecipazione attiva, critica, domande piuttosto potremmo dire anche forti, che hanno, come dire, ci hanno indotto ad avere un atteggiamento abbastanza impegnativo per poter rispondere a queste sollecitazioni. Quindi non è vero che i giovani sono, come dire, come dicono tanti, senza speranza, perché immersi nel mondo dei social, ma invece se c'è una giusta stimolazione, un giusto, diciamo così, coinvolgimento, si possono ottenere ottimi risultati. Quindi noi come AMPI continueremo su questa strada. L'anno scorso abbiamo fatto un lavoro su Giovane Costituzione con il professor Marchessa, c'è stato uno spettacolo relativo alla violenza sulle donne con la regia di Patrizia Viglino, insomma, e quest'anno questo lavoro che abbiamo intitolato Misura alternativa al carcere, articolo 27 della Costituzione. E su questo cosa possiamo dire? Possiamo dire che il lavoro sulla Costituzione a scuola è difficile perché a scuola i ragazzi non sono, come dire, preparati ad affrontare certe tematiche e quindi chiaramente quando si affrontano questi discorsi ha sempre paura di fare un discorso, come dire, troppo astratto. Invece poi ci si rende conto che in realtà, cercando di renderlo concreto, di renderlo, come dire, più fruibile, invece si raggiungono ottimi risultati. E ripeto, è proprio quello che è successo stamattina. Fatta questa premessa, era giusto per far capire un po' qual è la nostra, diciamo, il nostro atteggiamento come AMPI Nuoro. Io lascerei subito la parola ai relatori, visto che siamo volutamente in 6, perché abbiamo voluto dare un'impostazione articolata al discorso. Un'impostazione, essendo un argomento complesso, abbiamo cercato di dare, come dire, il maggior numero di contributi possibili alla discussione, perché non abbiamo risposte definitive, ovviamente, lanciamo soltanto dei messaggi e poi sta a voi sviluppare le riflessioni del caso, diciamo così. Quindi cominciamo proprio con l'autore del libro, Annino Mele, e il suo ultimo libro, Il male dell'ergastolano, ovvero il tarlo della morte, e ascoltiamo appunto le riflessioni dell'autore. Grazie. Buonasera a tutti. Io mi viene da partire da lontano, cioè parto dagli anni 70, così riesco a dare l'idea
anche del titolo di questo ultimo libro. E parto esattamente dall'Asinara, dove io qualche settimana fa ho avuto l'invito del presidente del parco a visitarla, questa volta senza manette, senza scorte e senza guardie carcerarie. Sono andato esattamente nelle celle dove io sono stato. Il ricordo è stato abbastanza nitido e quindi mi rifaccio alla condanna dell'Europa che riguarda la tortura. Ebbene, noi in quegli anni la tortura era sistematica tutti i giorni e anche di notte, che adesso non sto qui a raccontarvela, però noi eravamo messi in una sezione dove i detenuti comuni, cosiddetti comuni, tra virgolette, non potevano entrare. Avevamo solo un contatto un rapporto con le guardie che in celle di 3 persone 3-4 volte al giorno entravano con i caschi e quindi con i manganelli, entravano 15-20 guardie. Potete immaginare una celletta piccola, queste 15 persone ben vestite di elmetto, di caschi e manganello. Il mangiare ce lo portavano loro. Vi risparmio cosa ci arrivava in quel mangiare, e quindi queste parole le ho espresse l'altro giorno al convegno della Camere Penali e ho spinto pure una parola ancora più dura e più diretta. A me mi piace essere diretto perché racconto le cose che ho vissuto. E quindi sì, è vero, noi abbiamo una sorta di inciviltà giuridica, dove si nascondono le cose, dove si nascondono e si continua a nascondere la tortura malgrado le condanne. La tortura c'è ancora, c'è anche oggi, si arriva a picchiare, ma però la tortura non è solo il manganello, non è solo le botte, sono pure psicologiche, sono di tante forme le torture che si possono vivere. Bene. E questo, quindi, riassumendo, riprendendo questi momenti, io scrivo un libro da poco, ho iniziato da quando ho avuto la condizionale, o puramente, o meglio, i permessi, e mi sono reso conto di quanta altra tortura si può vivere. E allora ho pensato che il titolo Il male dell'ergastolano fosse il titolo più giusto, più adattato a quello che io ho conosciuto dopo 31 anni di carcere, uscire e trovarmi catapultato in una situazione talmente nuova, una situazione di cui senza vergogna mi è venuto più volte di desiderare la cella come punto di difesa, quindi di protezione. Io che sono contro i carceri, sono sinceramente, dopo tante mie riflessioni e conoscenza della situazione carceraria, lo ritengo un baluardo di cui debba essere superato perché non corrisponde a quello che la società si aspetta. E come sottotitolo ho messo il tarlo della morte. Il tarlo della morte riguarda non solo l'ergastolano, non solo il carcerato in generale, perché non parlo solo dell'ergastolano, parlo anche di quello che in carcere entra per qualche mese e capita che nel giro di un mese si suicida. Perché i suicidi in carcere avvengono in particolare da chi ha delle condanne brevi, cioè raramente
si suicida un ergastolano, raramente si suicida uno che comunque appunto c'è una situazione carceraria di altri tempi, dove io descrivo che secondo il mio percorso, fin dal primo momento ho lavorato e l'ho definita la corazza, e quindi mi sono costruito una corazza. Oggi non è così. Oggi il detenuto di oggi non si costruisce una corazza. È già debole prima di entrare in carcere, e quando entra in carcere ha una peggiore caduta. Perché quello di oggi la prima cosa che fa è rivolgersi ai medici, e rivolgersi a una situazione dove gli deve essere sostenuto il suo fisico, la sua debolezza, che diversamente non riuscirebbe a gestire. Quindi ecco che cosa dico, che magari quel detenuto in carcere, quella persona in carcere, sarebbe meglio non farlo entrare, forse una comunità sarebbe meglio per lui e anche per tutti noi. Quindi il tarlo della morte è quello, è il precipizio che riguarda appunto queste nuove generazioni e riguarda anche la generazione esterna, che attraversa una situazione di complicazione, una situazione dove dopo uno studio non ottiene quello che spera. Quindi il tarlo della morte sono anche delusioni di altro genere, di tanti modi, e la società di oggi vive questa situazione qua, vive questo tarlo della morte che prende in varie forme, e basta chiedersi o comunque farsi una domanda: cos'è che sta accadendo nella nostra società sul femminicidio, su tante altre cose. C'è qualcosa che ci sta sfuggendo, che non riusciamo a renderci conto cosa ci sta accadendo. Ecco, anche su questo mi viene da dire che dalla politica, o comunque dallo Stato repressivo, nascono le leggi speciali. Ecco, le leggi speciali sembrano quelle che diano sostanza, che diano fiducia, quindi a risolvere, come trovare la soluzione giusta. Invece no, è veramente tutto l'incontrario. Più nascono leggi di emergenza, leggi speciali, e più andiamo a peggiorare. Cioè le situazioni che avvengono nella società, io credo che, a parte singoli fatti o meno, perché sarei anche un po' sprovveduto dire vabbè, aboliamo il carcere. Non è così, non è che si abolisce il carcere da un giorno all'altro. Magari il carcere può anche restare per determinati fatti, quindi visto come estrema ratio, ma per una piaga sociale, che io definisco piaga sociale, quella della droga, il carcere non c'entra niente, nel modo più assoluto, non c'è, sia sulla droga e anche sull'alcol. Sono istituzioni totali di cui non hanno la competenza, non riescono oggi a sanare quel problema. Anche il personale, oltre a quello, lasciamo a parte quello civile, che magari è ovvio che è preparato a una situazione di questo tipo, ma il personale, che io continuo a chiamare militare, non è affatto preparato, anzi peggiora la situazione, la peggiora veramente di tanto. Noi di solito non sentiamo parlare quello che accade veramente dentro le carceri, perché sono le notizie che difficilmente escono da quelle mura. E le persone pure che ci lavorano, non è semplice mettersi contro una determinata istituzione, quindi si sceglie il silenzio e si passa, quindi andiamo avanti ora con il sovraffollamento che ci troviamo, è ancora peggio di prima,
cioè la situazione è ancora peggiore di prima, perché la componente detenuta diventa sempre quella più debole, sempre quella di anni fa, non c'è più. Cioè la componente di oggi è una componente di cui al carcere non dovrebbe arrivare. Ecco, quindi il male, tornando al male dell'ergastolano, in quello della mia esperienza, devo sinceramente dire che quando io sono uscito ho trovato dei seri problemi. Questi problemi che io poi, avendoli subito di persona, ho dovuto per forza descrivere le esperienze di quanto è accaduto a tanti altri ergastolani che negli anni passati ci chiedevamo noi detenuti, e che comunque lavoravamo e cercavamo di riflettere del perché certi ergastolani morivano dopo un anno e mezzo. Ecco, per me il problema era dovuto anche al vuoto che queste persone trovavano una volta usciti dopo 30-40 anni, le delusioni, il vuoto creato intorno a loro è talmente forte che se uno non riesce a costruirsi delle relazioni, non ne esce, cioè è il suo male peggiora di giorno in giorno. Quindi l'eliminazione, il suo spegnimento è quasi immediato. Nel libro io parlo di un ergastolano che ho conosciuto tantissimi anni fa, l'avevo conosciuto a Balacarro, lui veniva in avvicinamento da Porto Azzurro e questo sperava nella grazia, allora c'era solo la grazia per un ergastolano, non si poteva uscire diversamente. Gli avevamo fatto una colletta per l'avvocato per fargli la pratica della grazia. Questo avvocato non gli ha voluto niente. Comunque questo detenuto, questa persona ha avuto la grazia, però per sua sfortuna non c'aveva nessuno fuori per poterlo accogliere, aveva solo una figlia. Questa figlia lo ha rifiutato. Lo rifiuta, pertanto la grazia non può essere data, cioè quel detenuto non poteva uscire, se non c'è chi lo può accogliere. È rimasto in carcere. Questa persona si è chiuso in sé, eppure era bello forte, si è chiuso. Sapete che la sua morte è arrivata dopo 3-4 mesi. E nel suo letto, dove dormiva, ha scritto 2 righe e ha detto: io voglio essere seppellito in carcere. E così è stato. L'hanno seppellito in carcere. Ora, quella persona ha avuto un rifiuto, bene, una cosa dolorosa, una cosa che dispiace anche perché era un sardo e da noi era quasi incredibile che potesse avvenire una cosa del genere, perché da noi almeno io ricordo molto bene che quando una persona usciva dal carcere tutta la comunità gli dava il benvenuto, bene torrao, bene torrao. E quindi c'era questa accoglienza, questo era un valore che nel nostro sangue c'è ancora, ecco. Forse sta un po' venendo meno, ma perché non siamo più capaci di trasmetterlo, però c'è ancora, e con noi c'è ancora questo valore. Bene, quel detenuto è morto per un rifiuto, ma sapete che tanti altri detenuti stanno morendo in carcere perché sono condannati a morte, sono condannati a non uscire più dal carcere. Abbiamo il reato ostativo, quindi l'ergastolo ostativo, abbiamo il 41 bis e tanti muoiono. Quindi questa è morte voluta dalle leggi, dallo Stato. In quell'altro c'è stata la figlia che non l'ha voluto a casa. In questi altri c'è lo Stato che li fa morire in carcere. Quindi poco se ne parla di queste persone, si parla della loro pericolosità, si parla della loro, chissà, di quello che hanno compiuto, eccetera. Però che muoiono in carcere e che non hanno nessuna possibilità di poter usufruire dei benefici e di usufruire dell'articolo
che è stato citato dalla Costituzione, l'articolo 27, è una cosa di inciviltà giuridica vera e propria e politica. Quindi siamo nella piena barbarie, che è ovvio che io rispondo anche a voi, a qualche domanda che hanno fatto con molta intelligenza gli studenti questa mattina, ed è vero, cioè si parla dell'ergastolo, si parla della pena, si parla dell'afflizione e poco si parla delle vittime. E questo però non è un problema così che sia trascurato, è un problema, secondo me, non è tanto trascurato, è perché probabilmente anche il processo di procedura penale non funziona da molto. Una volta magari era più sentito, i reati erano un po' diversi, però anche allora si è sbagliato tantissimo. Noi abbiamo avuto difficoltà ad accettare il processo penale, noi sardi, e oggi quasi quasi a chi ha un'esperienza carceraria e chi ha anche un'esperienza come operatore carcerario e anche come avvocati, veramente si comincia a individuare che questo tipo di processo non va bene. Non va bene perché le vittime, ad esempio, non sono risarcite, non se ne parla nel momento del processo, poi basta, poi loro vengono dimenticate e magari l'imputato in qualche modo di quello se ne parla ancora, come oggi io sono un imputato, uno che ha scontato una pena, però ho avuto un passato dove in qualche modo non nascondo di aver compiuto dei fatti, quindi non mi nascondo dietro un dito, però sinceramente io riconosco che per quanto riguarda le vittime o meno non c'è stata nessuna possibilità di aprire un vero e proprio dialogo di risarcimento. Allora ben venga il processo, il codice della riparazione, della giustizia riparativa, ben venga, e finalmente si può anche riguardo al processo penale aprire una porta e riflettere e andare verso una situazione migliore anche da quel punto di vista. Per il momento finisco qua, lascio un po' la parola agli altri. Bene, adesso interverrà Roberto Loddo, che per chi non lo conoscesse è il direttore del Manifesto Sardo, rivista online, da sempre impegnata sulla battaglia dei diritti sociali e dei diritti civili. Quindi Roberto, prego a te la parola. Grazie. Buonasera a tutti, io vorrei partire proprio da una domanda rivolta ad Annino Mele questa mattina da parte di una studentessa. La prima domanda: durante l'incontro con le scuole cittadine avvenuta insomma, nell'aula magna dell'Istituto Tecnico Commerciale, questa studentessa chiede ad Annino: ha mai giudicato la sua pena? Aggiungendo: ha mai giudicato come ingiusta la sua pena? E Annino ha risposto molto, molto brevemente: la ritengo ingiusta perché non è servita a nulla. E io partirei proprio da qui per sviluppare un ragionamento più generale, una domanda che bisognerebbe porre a tutte le persone private della libertà personale, non solo nelle carceri, ma in tutti i luoghi di detenzione, che vanno dai luoghi che detengono le persone migranti fino ad arrivare ai luoghi che detengono anche le persone autori di reato che vivono l'esperienza della sofferenza mentale, come le attuali REMS, cioè gli ex ospedali psichiatrici e giudiziari, i vecchi manicomi criminali per intenderci, ora vengono chiamati residenze per l'esecuzione della misura di sicurezza esterna. Perché oggi la situazione è
esplosiva, perché le carceri in Italia e in Sardegna sono divenute questi luoghi di sofferenza così incivili e così incostituzionali? Perché il sistema carcerario in Italia non funziona più, perché il carcere oggi fa esattamente il contrario di ciò che c'è scritto nell'articolo 27 della Costituzione, ed è sempre più un luogo di morte, di sofferenza, di dolore, di malattia, perché tra suicidi di detenuti, il sovraffollamento che citava Graziano Pintori, le condizioni disumane nelle celle, ci viene praticamente, come società, impossibile pensare che il carcere non sia l'unica soluzione, perché tra l'altro, se la Costituzione, in merito proprio allo sconto delle pene, alle misure alternative, è estremamente umana, la situazione delle carceri nel nostro paese è comunque critica, addirittura peggiore rispetto a quella di molte altre democrazie occidentali. La risposta purtroppo sta negli orientamenti dell'intera classe politica italiana, a parte alcune voci minoritarie, isolate. Graziano ha citato insomma Luigi Manconi, un po' le sparute pattuglie dei radicali, però diciamo che l'intero arco costituzionale, l'intera classe politica, per la stragrande maggioranza dipende in maniera, direi, nevrotica dall'opinione pubblica, che reagisce in maniera emotiva a pulsioni, sollecitazioni e ansie collettive. Ciò che abbiamo visto e vissuto stamattina insieme alle studentesse e agli studenti di quegli istituti, con quelle domande tra l'altro ben fatte, è un po' la proiezione di questo pensiero emotivo che comunque coinvolge tutta la società, e tutto ciò è comprensibile perché l'opinione pubblica può anche avere delle reazioni, è comprensibile, però al contrario un errore gigantesco che la classe politica, la politica, si sottometta a queste pulsioni, li alimenti, le assecondi, le esalti. Io penso che gli ultimi governi abbiano ben rappresentato questo livello di esaltazione politica della pancia della società. Cioè, in qualche modo la politica si è sostituita ed è diventata il motore di queste incandescenze popolari, ha posto proprio benzina. Credo che questo governo sia forse la sintesi migliore di questo pensiero giustizialista. Questo pensiero giustizialista che non considera minimamente il fatto che il carcere oggi sia un luogo di violenza, il massimo luogo dell'autoritarismo di questo Stato. Il carcere è una macchina di violenza perché esercita prima in maniera potente e crudele la violenza, e dopodiché la certifica, la normalizza, perché comunque è un sistema legale, è un sistema violento. E poi c'è un altro elemento che in Sardegna è ben presente, perché ancora non abbiamo il garante delle persone private della libertà personale, cioè l'elemento del controllo. Cioè il carcere vive in una situazione di separazione totale con l'esterno, di un luogo non trasparente, dove non c'è possibilità di controllare, non c'è possibilità di sorvegliare da parte dell'opinione pubblica, da parte della
politica si contano sulle dita di una mano i parlamentari, i consiglieri regionali che vanno che utilizzano la funzione del sindacato ispettivo senza avvertire i direttori delle carceri. Non lo fa nessuno, forse l'ha fatto il gruppo di Rifondazione Comunista un po' di anni fa, qui c'è Ciriaco che lo può testimoniare, quando c'era Paolo Pisu, presidente della Commissione dei diritti civili, qualche parlamentare appunto radicale, però nessun parlamentare oggi, la maggioranza dei parlamentari oggi non utilizza questa funzione di sindacato ispettivo perché non conviene, probabilmente a livello di consenso, a livello elettorale. E poi c'è un altro discorso che riguarda, non so se mi è rimasto qualche minuto, che riguarda noi, cioè il mondo cosiddetto progressista, il mondo della sinistra, perché io non vedo nessuna connessione tra oggi il mondo progressista, il mondo della sinistra e la difesa delle garanzie costituzionali, la difesa dei diritti civili delle persone. Il mondo progressista è il mondo della sinistra, oggi antepone comunque i diritti collettivi, i diritti sociali ai diritti civili e individuali, i diritti di libertà delle persone. E io trovo molto curioso notare come appunto la storica sensibilità garantista e libertaria della sinistra oggi sopravvive appunto in pochissime voci minoritarie e inascoltate. Chi sono i libertari oggi? Cioè qualche anarchico, i radicali e appunto Luigi Manconi, che nemmeno è più parlamentare. E non so neanche quanto durerà come presidente sì, contro le discriminazioni. Io non ricordo il nome dell'ente di cui oggi è presidente. Penso che ci sia penso che oggi ci sia anche a sinistra e nel mondo progressista una sete di carcere, di manette. Questa cosa è diventata talmente virale nell'opinione pubblica che ha coinvolto anche il nostro mondo. Appunto la sinistra non è immune a questo virus e noi come Manifesto Sardo, come giornale quindicinale online che fa riferimento comunque a un determinato mondo politico, vogliamo comunque mantenere preoccupazione e attenzione verso questi temi e cercare di sensibilizzare anche la connessione tra tutte le voci garantiste, quindi il senso della mia presenza qui spiegato in questo modo. Tra l'altro, quando Enzo Tortora fu arrestato e imputato di un reato terribile, l'associazione camorristica e traffico di droga, e poi condannato in primo grado, il senso comune delle sinistre istituzionali, extraparlamentari, non si lasciò mai andare a brindisi o peggio ancora applausi da circo in aula. Erano tempi sicuramente diversi, molto diversi da quelli che viviamo oggi, e quindi diciamo la relazione tra sinistra e giustizia oggi può essere ben rappresentata dall'immagine di un cane che si morde la coda. Oggi l'opinione pubblica è fortemente forcaiola perché ha una concezione autoritaria e irrazionale fondata sulla vendetta del processo penale e del carcere. Ce l'ha un po' dai tempi bui di Tangentopoli, ce l'ha insomma da un po' di anni, e penso che siano molto lontani i tempi in cui
la sinistra era quella di Soccorso Rosso, cioè quella sinistra che forniva il sostegno agli operai nelle lotte delle fabbriche. Concludo con diciamo un appunto su ciò che sta accadendo oggi con il nuovo governo. Se il governo precedente era quello di Minniti, che manteneva la legge Bossi-Fini e che concentrava la repressione solo sui poveri e sui migranti, oggi la repressione va verso di noi, non solo verso i poveri e i migranti. E l'arresto del sindaco di Riace è esattamente la sintesi di ciò che sta accadendo. Non colpiscono solo i poveri e i migranti, ma colpiscono anche chi li aiuta. Grazie. Scusate, no. Allora io ho un ruolo un pochino antipatico, quello di interrompere delle osservazioni, delle riflessioni molto stimolanti, però vogliamo darvi la possibilità di ascoltare tutti e quindi per questo motivo ci siamo organizzati in questo modo. Adesso passiamo a Giovanna Serra, penalista del Foro di Nuoro, che darà ovviamente una lettura, ovviamente no, però una lettura un pochino più tecnica immagino rispetto alla questione che stiamo affrontando. Grazie, sì, grazie. Grazie. Buonasera a tutti. Grazie. Lumino. Sì, è sempre difficile parlare di carcere. L'ho detto anche stamattina e forse ce ne siamo resi conto sentendo i ragazzi che stamattina abbiamo incontrato, appunto. Perché è difficile parlare di carcere? Perché parliamo di una realtà molto complessa. Stamattina abbiamo però avuto modo di sentire il punto di vista dei ragazzi, l'approccio dei ragazzi a temi così impegnativi quale le misure alternative alla detenzione, l'ergastolo stativo, le misure in generale, la liberazione condizionale, l'affidamento in prova al servizio sociale. E quei ragazzi hanno fatto delle domande anche molto, diciamo, molto puntigliose, molto significative, ed erano le loro domande incentrate tutte sul fatto che il carcere c'è, esiste, ci deve essere, perché chi ha sbagliato deve andare in carcere. Questo abbiamo percepito dai ragazzi. Abbiamo parlato con dei ragazzi che non sono strutturati, che si avvicinano a questi temi. Però è anche vero che abbiamo avuto modo di comprendere già qual è il loro approccio. E che quando abbiamo cercato di spiegare ai ragazzi che quando parliamo di carcere parliamo di istituti di pena, parliamo del luogo in cui la pena viene espiata, ma il carcere non è la pena. La pena è solo quella che il giudice ha inflitto e chi è stato condannato ha, tra virgolette, il diritto di espiare la sua pena. E questo è molto difficile perché il sentire comune, no? Soprattutto quando accadono fatti molto gravi. Io stamattina ho fatto riferimento a quella pestaggio, no? Degli anziani in quella villa. E ho detto ai ragazzi, è una cosa gravissima, certo che lo è, ed è un reato che hanno commesso, ed è una violenza, hanno usato una violenza inaudita, è solo a fini di rapina. Ecco, e hanno, diciamo così, picchiato, umiliato in tutti i modi quelle persone anziane, che si sentivano al sicuro all'interno della loro abitazione. Ed è forse anche questo che ci ha colpito di più, no? Perché noi all'interno delle nostre abitazioni ci sentiamo al sicuro, il pericolo sta fuori. Invece queste persone sono state colpite proprio all'interno della loro abitazione. E questa cosa ci ha molto colpito. E in realtà quando abbiamo sentito che queste persone sono state arrestate, diciamo così, l'opinione pubblica, io credo, il sentire comune riteneva giusto, ecco, dobbiamo prendere finalmente hanno preso quelle persone, e che cosa dobbiamo fare? Dobbiamo metterle in carcere, dobbiamo punirle, dobbiamo metterle lì a scontare la loro pena e buttiamo pure la chiave, lasciamoli lì senza speranza. Ecco, questo ho cercato di dire stamattina,
che noi non ci possiamo permettere di dire questo. Noi dobbiamo partire da un altro modo di vedere la cosa, dobbiamo partire da un altro osservatorio e dobbiamo averlo. Perché dico questo? Perché noi apriamo la Costituzione e nella Costituzione c'è un articolo che contiene dei principi di alta civiltà e mi riferisco all'articolo 27 della Costituzione. Torno al tema, perché di questo dobbiamo parlare, dell'articolo 27. Ebbene, l'articolo 27 è un articolo fondamentale, significativo. Perché? Perché l'articolo 27 della Costituzione ci dà tantissimi spunti di riflessione, perché ci dice come la pena deve essere eseguita e la finalità della pena. Lo leggiamo l'articolo 27 della Costituzione. Le pene, dice l'articolo 27, non possono consistere in trattamenti contrari al senso di umanità e devono tendere alla rieducazione del condannato. Quindi la pena che il condannato deve eseguire, perché la deve eseguire, stamattina l'educatore Michele Gararato ha parlato di certezza della pena. Certo, la pena deve essere eseguita, ma deve essere eseguita e deve consistere in trattamenti che non possono essere contrari al senso di umanità. Cosa significa questo? Significa che quel soggetto che deve scontare la pena, a quel soggetto non bisogna togliere la sua dignità di persona. E che cosa significa questo? Significa che il soggetto, che il detenuto ha dei diritti e continua ad averli pur essendo in carcere. Ha il diritto alla salute, deve curarsi in carcere, ha il diritto alla salute, ha il diritto agli affetti, ha il diritto al lavoro, ha il diritto alla cultura. Non glieli possiamo togliere. Non gli possiamo togliere questi diritti fondamentali, anzi è proprio il carcere che deve essere il luogo di legalità, è proprio il carcere, proprio nel carcere deve trovare per l'appunto il suo esempio, e questo deve essere dato al detenuto che ha sbagliato. Ecco, allora questo è il principio dello svolgimento della pena, ma non solo. La finalità dell'articolo 27, della pena contenuto nell'articolo 27, qual è? Tendere alla rieducazione del condannato. Rieducare quel soggetto, fargli comprendere il disvalore del fatto compiuto per poi essere reinserito nella società. Deve essere una nuova risorsa. Non deve essere un peso per la società. Ecco perché diciamo, e l'ha detto anche Annino, che quel soggetto non può essere isolato, non serve a nulla isolarlo, non serve a nulla prenderlo e lasciarlo lì e buttare la chiave, questo non serve. Non serve isolarlo perché gli altri cittadini si sentono più sicuri. La sicurezza non è data dal fatto che quella persona è in carcere, la sicurezza è data dal fatto che quella persona viene rieducata e poi torna nella società e noi stiamo tranquilli perché quella persona è una persona diversa, che sicuramente, avendo compreso il proprio errore ed essendo stato supportato nella sua rieducazione, nel suo, diciamo così, percorso rieducativo, è una persona certamente diversa. Ecco perché non è più una persona che ci crea allarme, che ci crea paura, perché ha fatto quel percorso corretto. Ed è diversa, ed è certamente una persona diversa. E questo è il principio e credo lo spirito dell'articolo 27 dei nostri padri fondatori. Io stamattina l'ho detto e lo ribadisco, e questa norma è di una intensità, di un'importanza notevole, perché è stata scritta non dai politici attuali, che secondo me non ne avrebbero neanche la competenza. È scritto da persone che hanno vissuto gli orrori del secondo conflitto mondiale, dalle persone che hanno vissuto gli orrori del nazismo, del nazifascismo, orrori gravissimi, ed ecco per quello che sono così lungimiranti, che hanno compreso che in realtà punire o avere una pena fine a se stessa non serve a nulla. La ritorsione, punirlo e basta, non serve a nulla.
E allora questi nostri padri fondatori avevano proprio gettato il seme della speranza, della fiducia nell'essere umano. Basta orrori, basta crimini, basta uccidere, ma si torna alla speranza di rieducare e di tornare a reinserire queste persone. Questo è lo spirito. Ma effettivamente dobbiamo prendere consapevolezza che molto spesso questo articolo 27 della Costituzione, lo spirito di questa norma, molto spesso ce lo dimentichiamo, molto spesso non comprendo la ragione, perché l'Italia è stata condannata, l'ha detto chi mi ha preceduto, è stata condannata perché l'Italia ha violato più e più volte l'articolo 3 della CEDU, della Convenzione dei diritti, della protezione dei diritti umani. E perché è stata condannata? Perché c'era una cultura e c'è ancora una cultura carcerocentrica, mettere tutti in carcere, e allora le strutture sono esplose, sono implose, perché si è creato il cosiddetto fenomeno, quello di cui oggi noi parliamo, il fenomeno del sovraffollamento carcerario. I detenuti venivano buttati nelle celle piccolissime, spazi angusti, dovevano ospitare 3 detenuti e ne ospitavano il doppio, e allora si creavano le conflittualità, e allora questa convivenza ristretta creava conflittualità, creava intolleranza, creava tutta una serie di problematiche anche dal punto di vista non solo personale tra i detenuti, ma anche dal punto di vista igienico-sanitario. Arnino mi ha colpito molto, nel suo libro scrive: io quando sono uscito ho respirato a pieni polmoni, perché l'aria del carcere è poca ed è sempre la stessa aria che circola, e me la ritrovo nei polmoni e non si riesce a respirare. Ecco che l'Italia quindi è stata condannata per questa ragione, perché non è stata in grado di evitare i trattamenti inumani e degradanti, perché questo che si è creato alla fine: trattamento inumano e degradante uguale tortura. Ebbene, come ha reagito lo Stato? Spero di non andare troppo oltre. Come ha reagito? 2 minuti. Come ha reagito lo Stato a questa condanna dello Stato, della CEDU, della Corte Europea dei Diritti dell'Uomo? Ha reagito con una norma, introducendo l'articolo 35 ter nella legge sull'ordinamento penitenziario e prevedendo un sistema risarcitorio in termini di diminuzione di pena e in termini monetarie. In questo modo ha reagito, ma per fortuna, come ho detto ai ragazzi stamattina, ha reagito anche potenziando le misure alternative alla detenzione. Cosa sono le misure alternative alla detenzione? Sono quelle misure che consentono al condannato di espiare la pena al di fuori dell'istituto, con trattamenti extramurari, e Arnino dice sono quelle che certamente funzionano meglio. L'affidamento in prova al servizio sociale, la semilibertà, la liberazione condizionale di cui usufruisce appunto Arnino, e la detenzione domiciliare. Nel corso degli anni sono state potenziate queste misure, per fortuna. Ebbene, queste misure sono importanti perché consentono al soggetto di espiare la pena, ma nel contempo di coltivare gli affetti, il lavoro, la cultura, insomma di riniziare a vivere, di fare un percorso risocializzante, di reinserimento. Ecco perché sono importanti. E effettivamente le misure alternative sono quelle che Arnino si intende e crede di poter, dice, sono quelle che dobbiamo favorire, e così deve essere. Ma siccome devo correre, vi dico solo che, e chiudo con una riflessione per spiegarvi le aporie, le contraddizioni. L'articolo
27 della Costituzione ha abolito, o meglio, nell'articolo 27 noi leggiamo che la pena di morte non esiste nel nostro ordinamento, nel nostro Stato, non è ammessa. Eppure, come ha detto anche Annino prima, c'è una contraddizione, perché nel nostro ordinamento c'è l'ergastolo ostativo. Che cos'è l'ergastolo ostativo? È un ergastolo che vieta, che impedisce ai detenuti di usufruire proprio delle misure alternative, dei benefici, e allora il detenuto con un ergastolo ostativo non ha orizzonte, non vede la fine della pena. Usufruisce della liberazione anticipata, dei 45 giorni ogni 6 mesi, dei 90 giorni all'anno di pena scontata, ma non gli serve a nulla, a meno che questo detenuto non collabori con la giustizia. Questo è l'unico modo. Leggevo un libro di Musumeci che diceva: scambi la vita tua con quella di un altro, perché collabori in quel modo, ma non è corretto. Oppure altro modo di consentire le misure a questi ergastolani ostativi è quello di in realtà di avere una inesigibilità della collaborazione, cioè la collaborazione cosiddetta impossibile, ma bisogna dimostrarlo, ed è un procedimento più importante, ed è un procedimento diciamo così abbastanza lungo. Questo è l'unico modo, però vi posso dire, e concludo, che in realtà la contraddizione dove sta? Non c'è pena di morte, ma oggi c'è ancora la pena fino alla morte, e ancora c'è la morte per pena. Questo è il fenomeno che continua a crescere, è quello dei suicidi dietro le sbarre, perché queste persone non vedono la fine. E allora credo che da questo punto di vista le speranze dei nostri padri fondatori siano state per certi versi molto disattese. Grazie. Bene, un altro aspetto che abbiamo cercato di analizzare è quello che riguarda appunto chi ci lavora nel carcere, in questo caso appunto come educatore presso il carcere di Bador Carlos. E quindi abbiamo con noi Michele Gallarato. Buon pomeriggio a tutti. Anch'io devo dire la verità, come istituzione più volte abbiamo spinto e lavorato su dei percorsi di educazione alla legalità anche richiestici dalle scuole, quindi questa di oggi per me è stata, e non so questo come sono. Ti passo questo, aspetta. Si sente? Si sente meglio? Ok. E quindi voglio dire, questa di oggi è stata un'esperienza che avevo già vissuto, e io devo dire che comunque ho una grande speranza, perché poi vedo che parlando con i ragazzi, quindi ragazzi che abbiamo visto in varie situazioni anche oggi, e se si stimola in una certa maniera una riflessione, un ragionamento, poi probabilmente c'è una luce di speranza su quello che al di là di tutto è il discorso dell'esecuzione della pena, ma non come la vede Michele Gallarato, Annino Mele, no. Il sistema della pena e dell'esecuzione della pena come designato dalla Costituzione e dall'ordinamento penitenziario. Quindi qua in questo momento, oggi, io non vi dirò niente che appartenga solo a me, a parte come ne ho vissuto con tutta evidenza, ma niente di ciò che non c'è scritto in quella che è la legge a quale tutti siamo soggetti. Intanto una cosa vorrei dire: già nella Costituzione, se andate a ben vedere, il termine pena non è declinato al singolare, ma si parla di pene, giusto? Non si dice la pena non deve, si dice le pene. Quindi già nel momento in cui questo articolo della Costituzione è stato scritto e quindi pensato e quindi discusso e quindi dibattuto, e noi sappiamo benissimo che all'interno della Costituente in quegli anni c'erano visioni diverse anche della vita, visioni diverse dello Stato, che si sono poi fuse in una sintesi. Quindi già lì esisteva il concetto delle pene.
E questa è una risposta che io attualizzo a quello che sento in questi giorni e sentiamo spesso: buttate la chiave, la certezza della pena. Ecco, noi dovremmo avere il coraggio di dire no, la certezza delle pene, perché la pena è quella che viene irrogata dal giudice nel processo di cognizione, ma poi la pena si esegue, ed ecco che da lì la pena diventano pene, perché non è detto che il carcere sia l'unico modo di eseguire una condanna. Ce ne sono altri. Ci sono percorsi che partono dal carcere e vanno per le misure alternative, ci sono situazioni pure presenti nel codice penale, di procedura penale, dove in presenza di determinati reati, di situazioni di un certo tipo, si può anche evitare l'ingresso nel carcere. Di quello oggi ne abbiamo parlato poco anche con i ragazzi, però non è automatico l'ingresso in carcere in presenza di determinati reati. In taluni casi c'è la possibilità che il pubblico ministero sospende l'esecutività della sentenza di condanna accordando 30 giorni di tempo in modo tale che la persona possa dimostrare di avere delle situazioni diverse che gli impediscano o gli diano la possibilità di eseguire quella pena non nel carcere ma fuori. Quindi la certezza della pena non è data dal fatto: entra in carcere, buttiamo la chiave. La certezza della pena è che tipo di persona noi intendiamo ritrovarci di fronte nel momento in cui quel percorso di esecuzione penale, comunque esso sia, cioè tutto in carcere, in parte in misura alternativa, un po', secondo dei percorsi che sono individualizzati, che tipo di persona vogliamo restituire alla società, ma non solo. Capire anche che tipo di società quella persona troverà nel momento in cui esce dal carcere. E qui mi riferisco a quello che ha parlato Annino, di una cosa che noi sappiamo benissimo: la paradura, che è un istituto antichissimo che noi conosciamo, ma che era un modo di dire: hai pagato il tuo debito, sei tornato nella tua comunità, noi ti accogliamo come un nostro fratello. Ecco, questo è un principio solidaristico che, badate bene, è un principio che rafforza l'esecuzione penale, perché si è parlato, ed è giusto parlare dell'esecuzione penale della comunità, perché molto spesso quello che sbaglia non sbaglia solo ed esclusivamente per colpa sua, ma sbaglia per una serie di situazioni esterne sociali che poi lo portano a commettere degli errori. E quindi se lui entra nel circuito penitenziario, anche ammettendo che non possa accedere alla misura alternativa per tante ragioni, perché poi la misura alternativa comunque presuppone un tessuto sociale che lo riaccolga, e qui Annino ci parla dell'ergastolano che viene rifiutato dalla figlia. Poteva tecnicamente accedere alla grazia, non c'era nulla che ostava, la grazia era concessa, però cosa succede? Succede che la figlia, che era l'unico suo riferimento sociale, in quel momento rifiuta l'accoglienza, quindi non si può realizzare la grazia. Quindi vuol dire che esiste anche una responsabilità della società di essere accogliente. E se una società diventa concettualmente escludente, ma non solo escludente per il migrante, escludente per tutti, escludente in generale per chi sbaglia, una società che forse giudica molto e non guarda a se stessa probabilmente, allora è chiaro che parlare di un sistema penale, dell'esecuzione penale corretto, diventa molto complicato, perché poi ci si mette il problema di dire: ma dove va lui in misura alternativa? Cioè chi lo accoglie, come può completare un percorso che poi può avere anche sviluppato nel carcere? Ma poi quel momento deve finire, giustamente, cioè ci deve essere un momento che anticipa quello che sarà comunque il momento in cui lui uscirà. E lui ci ha spiegato quali sono i drammi che noi che lavoriamo nel carcere lo vediamo ogni giorno, le paure, le inquietudini del soggetto che deve essere dimesso sono paure tremende, soprattutto se ha fatto un periodo penitenziario lungo. E in taluni casi, signori, c'è stato il passaggio dalla lira all'euro, cioè sono cose stupide che noi però immaginatevi uno che non maneggia il soldo dentro il carcere per 15 anni, era abituato a ragionare in lire e deve ragionare in euro, deve fare delle operazioni banali mentali di conversione lira a euro, cioè quello che noi abbiamo fatto nel 2000.
Oppure immaginiamoci guidare un'autovettura, uno è entrato 20 anni fa, le macchine non avevano l'ABS, non avevano questo, non avevano quello, le biglietterie dei treni, ma qualunque. Allora voglio dire, è chiaro che l'uscire da un circuito per ritornare alla comunità presuppone un'accoglienza e un'esemplificazione della comunità, perché altrimenti uno si porta i suoi drammi, le sue inquietudini, le sue situazioni da dentro, se le porta fuori, è normale. E quindi questo vale ancora di più per le misure alternative. E noi abbiamo cercato di far capire ai ragazzi che la misura alternativa è una modalità di esecuzione della pena, non va demonizzata. Ecco, io quello che contesto, e mi dispiace sentire dire, l'ha fatta Franca, ha fatto i 3 anni di galera, adesso è fuori. Quante volte la sentiamo questa cosa? No, quello sta eseguendo una pena in una maniera utile per la comunità che lo accoglie. La comunità non può additarlo e dire l'ha fatta Franca, guarda quello che ha combinato, dopo 5 anni è fuori, perché poi lo sappiamo tutti che li facciamo questi calcoli, no? Dice sì, gli hanno dato 10 anni, però sai, liberazione anticipata, quindi 90 giorni ogni anno glieli togliamo, poi arriva il limite, 4 anni liberazione condizionale piuttosto che affidamento in prova, piuttosto che questo, ecco, praticamente con tutto quello che ha combinato con 5 anni è fuori. Sinceramente, quante volte l'abbiamo sentita questa cosa? Onestamente. Sempre. Allora è quello, quindi vuol dire che una comunità poco accogliente, poco disponibile a pensare che invece quei 4 anni che lui farà in misura alternativa all'interno della comunità, che non sono vai e fai quello che vuoi, ma all'interno di prescrizioni che sono prescritte da un magistrato e sono assoggettate a dei controlli, quindi uno quando è in misura alternativa non è libero di fare tutto quello che gli passa per la testa, deve seguire un programma che è elaborato sulla base delle condizioni che ha, delle risorse che ha, ed è sottoposto a un controllo, perché altrimenti c'è una cosa che si chiama la revoca della misura alternativa, cioè gli viene revocato e ritorna dentro. Però voglio dire, quel periodo, soprattutto se uno esce da un'esperienza detentiva più lunga, è un periodo che serve a lui e alla comunità per ritrovarsi, per avere degli spazi di riscambiarsi, di ritrovarsi proprio in una situazione che protegge sia la comunità che la persona, in modo tale che quando si dice il fine pena, quando si dice è finita la pena, veramente noi ci troviamo con una persona che ha fatto un percorso e che soprattutto ha fatto un percorso nella comunità che poi lo riaccoglierà, dove lui continuerà a fare una sua vita normale, una sua vita di relazione, senza essere questa specie di ufficio. Dove sei stato 15 anni? Sono stato fuori, ma sono stato fuori. No, sei stato dentro. Tutti dicono, no, sei stato dentro. Ecco, io vorrei che la riflessione fosse su questo, perché è questo che la cosa, quando la gente ragiona di pancia, non pensiamo neanche al fatto che talvolta provare a utilizzare strumenti che possono sembrare coraggiosi, ma in realtà non lo sono. L'ordinamento penitenziario è del 1975. L'istituto del permesso premio della Gozzini è del 1980, non stiamo parlando di nulla che sia successo l'altro ieri. Paradossalmente, secondo me, le 2 più grandi riforme veramente moderne sono avvenute paradossalmente negli anni 70, quindi ritornando al discorso dei politici, qua bisogna rivalutare anche i politici degli anni 70, perché in quegli anni esce la legge Basaglia, quindi si riparla della salute mentale e si aboliscono i manicomi, grazie al cielo, e si inizia a vedere il malato mentale come un malato mentale che non deve stare nelle camere di contenzione con la cosa, e si inizia a parlare dell'ordinamento penitenziario, dove si inizia a parlare delle misure alternative. Le misure alternative sono state prospettate prima della misura premiale, perché l'istituzione del permesso premio è successiva, quindi voglio dire, non è che questa comunità, cioè forse è cambiata la comunità rispetto agli anni 70. E quindi è un qualcosa che riguarda anche noi, un modo di vedere le persone che inevitabilmente, la società perfetta non esiste. La società perfetta delle persone che non sbagliano mai è utopia, ma non esiste, non c'è, semplicemente non c'è.
Ci sono situazioni nei quali il male, lo metto fra virgolette, viene affrontato in una certa maniera o in un'altra, ma il male è dentro la nostra società, da Caino e Abele, da Caino e Abele. Quindi stiamo parlando di quanti è, un po' di tempo è passato, vero? Quindi non esiste il bene assoluto, non esiste il male assoluto, esiste la comunità, la solidarietà, la capacità di parlarsi, di confrontarsi. E in questo ambito esiste anche quello che stamattina uno ha detto, le vittime. Certo, lo sappiamo benissimo, se c'è il male esiste una vittima, ma la vittima non è rassicurata perché il carnefice è chiuso in una segreta con la chiave buttata. Probabilmente la vittima o chi sono gli eredi della vittima si rendono molto più rassicurati nel pensare che quella persona che ha fatto un male, anche grande, nel momento in cui uscirà non commetterà il male, anzi sarà una persona che potrà educare altri a non commettere i suoi errori, quindi potrà essere una spinta in più per rafforzarla una società e non per depotenziarla e farla crollare. Non serve a nulla pensare, ma poi non serve a nulla ergersi a giudici. Le persone vengono giudicate dalla magistratura, le misure alternative vengono concesse dalla magistratura e sono seguite dalla magistratura. Allora noi dobbiamo decidere se vogliamo aver fiducia di qualcosa o se dobbiamo fare una società nella quale ognuno è libero o può esprimere tutto quello che è il suo sentimento. E anche quello è legittimo, però badate, come ho detto stamattina, lo diceva Hobbes alla fine del Settecento, l'uomo è lupo fra i lupi. Quindi nel momento in cui legittimamente noi decidiamo che la nostra società deve essere governata dal più forte, il forte vince, il debole soccombe. Io non credo che l'elaborazione del pensiero umano degli ultimi 2-3 secoli sia stata posta su quello, ma sia stata posta su situazioni di protezione del più debole, in ogni maniera, in ogni caso. Perché altrimenti non ci sarebbe una comunità, non esisterebbe una comunità, esisterebbe solo un continuo conflitto fra persone nel quale il più forte vince, il più debole soccombe. È legale, è legittimo, però sono delle scelte che vanno un po' contro la nostra Carta Costituzionale, ma non solo, perché abbiamo parlato di cedo, quindi stiamo parlando anche di regole universalmente riconosciute. Cioè la condanna dell'Italia non è stata l'unica condanna, noi la portiamo a noi, ma nel frattempo è stata condannata la Russia, piuttosto che la Polonia, piuttosto che la Turchia per trattamento inumano e degradante. Noi che ci sentiamo fondatori, padri fondatori dell'Europa, l'abbiamo sentita questa cosa in maniera più forte. La Russia non c'è stato nessun dibattito, in Polonia non c'è stato nessun dibattito, hanno pagato la multa e finito lì, com'era la situazione delle carceri è rimasta. Noi almeno abbiamo avuto questa forza, questo spirito di provare a interrogarci e trovare qualche rimedio, pochi per la verità, però almeno abbiamo avuto il coraggio. Poi adesso certo ritorniamo con il solito refrain, la sicurezza, poi anche la sicurezza. I dati dicono che i reati sono in calo. Anche questo, quindi voglio dire, agitare lo spettro della sicurezza nel momento in cui i reati sono calati e taluni anche del 13-14% per anno mi sembra un po' strano. Andiamo a cercare di lavorare sulla cosa. Poi i tossicodipendenti, certo, i tossicodipendenti non ci devono stare in prigione. Bisogna metterli, c'è l'affidamento terapeutico, anche lì c'è, non è che non c'è lo strumento della misura alternativa, c'è la misura alternativa che è l'affidamento al servizio terapeutico o comunitario o domiciliare, utilizziamolo. Poi scopriamo che casomai andare in una comunità non è semplicissimo, perché le comunità costano, quindi non ci sono i soldi e quindi ritorna tutto in capo con la famiglia, però le famiglie non le possiamo lasciare da sole se hanno il problema del tossicodipendente, così non possiamo lasciare solo le famiglie se hanno il problema di uno che ha dei problemi psichiatrici, è un problema di comunità. Scusate. Scusa, Elena, solo per... Va bene, concludiamo questo primo giro di interventi con Luca Urgu, giornalista della Nuova Sardegna, che ha seguito il caso di Adino Mele, insomma, la vicenda di Adino Mele.
Buon pomeriggio a tutti, anch'io mi associo al discorso fatto da Michele all'inizio e ringrazio soprattutto gli organizzatori perché è stato particolarmente interessante l'incontro con gli studenti questa mattina, non solo perché erano dei ragazzi particolarmente attenti alle tematiche che sono state portate in discussione, ma perché anche i loro interventi, inizialmente timidi, quasi riluttanti a prendere la parola, poi sono rivelati veramente di un'efficacia notevole, anche di un certo coraggio, perché sono andati a toccare le corde giuste della questione. Comunque veniamo alle poche cose che ho da dire io. Dicevo che lo dicevo anche stamattina, non essendo un tecnico del diritto, non sono un avvocato, nemmeno un magistrato, nemmeno un bravo educatore come lo è Michele, e non lo dico perché, come dire, lo conosco da anni, ma perché vedo, e l'ho visto anche oggi, l'affetto con cui che gli riversano i detenuti con cui ha avuto a che fare in questi anni, quindi quella è la prova tangibile che probabilmente fa bene il suo lavoro. Per fortuna non sono nemmeno un ergastolano, un ex ergastolano o un detenuto, quindi, come dire, non posso, dato che non ho vissuto questo tipo di esperienze, addentrarmi in un terreno particolarmente delicato e probabilmente anche molto scivoloso che soltanto uno che possiede una determinata cultura giuridica può avere per affrontarlo con uno. Però posso attingere dalla mia esperienza di giornalista, di cronista, e durante questi anni di lavoro mi è capitato più volte di andare in carcere, seppure per solo poche ore, per seguire eventi, spettacoli. Poi sono entrato in contatto anche con chi ha vissuto il carcere per tanti anni. L'ultimo caso, proprio come diceva, con quello di Annino Mele. Siamo conosciuti la scorsa estate e poi ho avuto l'occasione di intervistarlo a lungo in una giornata di luglio a Cagliari e poi di raccontare nelle pagine del giornale questo nostro incontro che comunque mi ha dato molto soprattutto a livello umano, perché comunque per chi fa questo lavoro conoscere una persona che ha vissuto il suo percorso non è una cosa marginale, non è una curiosità, ma è proprio una curiosità professionale quella che è. Quindi dicevo, l'ultima vicenda è proprio la sua. La sua ultima fase travagliata dell'esistenza per 31 anni in carcere e poi per sua fortuna adesso con una condizione completamente diversa. Però dicevo, credo per quello che ho visto e sentito, salvo casi isolati particolarissimi, che una detenzione rigida, spesso violenta e priva completamente di umanità, proprio per i motivi che dicevano sia l'educatore sia l'avvocato e anche, soprattutto anche Annino Mele, che ha ricordato il suo periodo all'Asinara, vista oggi con occhi completamente diversi, non servono a niente per riabilitare e reinserire nella società chi ha commesso degli errori. Non danno niente per recuperare energie, ridare umanità e soprattutto speranza. Invece, in molti casi, ma per fortuna non in tutti, lo stesso Stato in cui tutti noi facciamo riferimento, purtroppo preferisce punire nel peggiore dei modi e dimenticare chi ha commesso i reati. Si preferisce seppellire gli stessi detenuti con i loro crimini, non lo dico io, l'hanno detto loro tante volte. Seguendo una strada che è decisamente quella meno faticosa e anche quella meno onerosa, perché per gestire tutte le esigenze che un detenuto può avere all'interno di una struttura occorrono risorse importanti, occorrono professionalità che spesso mancano. E quando a farli uno Stato che spreca e gestisce male le risorse, ovviamente fa ancora più male e dà ancora più fastidio. Purtroppo viene anche da fare una considerazione, che viviamo in uno Stato dove spesso gli stessi amministratori, gli stessi funzionari pubblici sono protagonisti di reati magari meno gravi, non sono reati di sangue, però sono ugualmente reati importanti per i danni che creano alla stessa collettività. Mi riferisco ovviamente alla corruzione,
abbiamo un primato davvero poco invidiabile all'interno del panorama internazionale per i reati di corruzione. E sono dei reati che ovviamente levano risorse importanti da una serie di situazioni che invece meriterebbero investimenti altrettanto importanti. E quindi in un paese che ha sempre meno risorse da investire in strutture legate alle carceri e quindi al mondo del recupero, il percorso di riscatto è ovviamente minato alla base. Torniamo al caso di Annino Mele. Ci ha raccontato anche oggi con Trasporto alcuni percorsi dalla sua veramente travagliata vita penitenziaria. Lui, seppure condannato per dei reati gravissimi, di cui oggi, seppure a grandi linee, ovviamente nel contesto anche della scuola, ha accennato e ha parlato con coraggio, il suo caso di riscatto mi pare che oggi sia una goccia veramente nell'oceano. L'altra riflessione è questa: se uno dopo 31 anni di carcere, spesso durissimo, si è preservato, conservato, diciamo bene, in questo modo, e oggi è una persona completamente diversa rispetto a quella che era 30-40 anni fa, la domanda è questa: lo deve più a se stesso o agli strumenti che lo Stato gli ha messo a disposizione in questi anni? È un percorso personale di riscatto in cui lui stesso ha creduto moltissimo, trovando rifugio in 1000 situazioni che potevano dargli tranquillità, oppure è dovuto ai servizi, all'educatore, alla biblioteca che lo Stato gli ha messo o non gli ha mai messo a disposizione? E ritorno a quell'intervista frutto di un incontro che facemmo proprio a Cagliari. A me è apparso un uomo abbastanza sereno, avrà ovviamente i suoi demoni all'interno che ogni tanto si rimettono in moto, magari ce lo racconterà lui se ne sente la necessità. Comunque ha superato questo trauma con positività, guardando oltre, e i suoi discorsi oggi sono sempre molto positivi. Non l'ho mai sentito, non si isola nel vittimismo o dando colpe ad altre realtà. Probabilmente si contestualizza i suoi reati anche in quel particolare contesto storico dalla Sardegna di allora e dalla sua situazione in particolare. Comunque, per arrivare alla conclusione, non sta a me giudicare, non è il mio ruolo e probabilmente non lo sarà mai, come dicevo, non sono un magistrato. Il mio interesse nei suoi confronti è sempre stato quello di un cronista, quello che ha voluto sondare il suo lato umano e la sua storia, che è un po' la storia dell'Italia e di 30 anni di realtà penitenziaria, con molti punti bassi e pochi punti alti. Comunque mi ha colpito, se proprio devo dare un'impressione, la sua voglia di vivere, di riprendersi una vita e di poter dare, di restituire quello, almeno parte di quello che ha tolto quando comunque ha commesso questi reati. Tra le tante cose che mi disse, e con grande soddisfazione, che è una cosa semplice però che riguarda, che non scrissi in quell'articolo, però che vedevo che gli dava una gratificazione importante, quando ormai era già da qualche mese nella comunità, mi raccontava che aveva realizzato un grande orto, aveva lavorato per ore con la motozappa, aveva seminato, insomma, vedere nascere quel frutto del suo lavoro e poterlo, come dire, condividere con chi viveva con la comunità gli dava una gratificazione enorme. Una gratificazione condivisibile da chiunque, insomma una bella cosa, e anche in quel percorso piccolo e semplice trasferire anche una competenza a chi viveva in quel contesto, uno trova anche mi immagino almeno, come dire, un elemento di riscatto per iniziare a riguardare avanti, per rilanciare la palla di altri 20 metri e riprovare a rincorrerla ancora. Poi un'altra considerazione, abbiamo detto quello che c'è e quello che non si trova. Sicuramente ci sono delle cose, dei punti fermi che consentono, anche nella difficile condizione della detenzione, di migliorarsi sia come uomini che come persone e come persone.
E queste cosa sono? Lo studio, il lavoro, che affrancano e aiutano ovviamente per cambiare percorso e guardare altrove. Concludo con una riflessione veramente sintetica di poche righe e poi ovviamente ci salutiamo. Questa l'ho scritta perché probabilmente non riesco a leggerla. Non riesco a ricordarla. Rieducare però non significa rimuovere, non significa neppure blandire o assolvere. Significa prendere atto che sbagliamo, che non siamo però i nostri errori e che spesso se sbagliamo c'è qualcosa in noi che non va, più che nelle regole. Non significa neppure che in ogni rieducazione possa andare a buon fine, anzi sarebbe un'illusione da ingenui o da pie dame di carità, ma bastano quelle volte che si ottiene un successo, che c'è un recupero e che avviene questa sorta di miracolo a dare un senso al tutto. La speranza è che la rieducazione è in ogni caso un tentativo che lo Stato deve fare e che oggi fa meglio di 20 anni fa e tra 20 anni lo farà ancora meglio, almeno quello ci auguriamo. Grazie. Va bene, allora abbiamo concluso questo primo giro di interventi. Io lascerei la parola a voi, però vi pregherei, se è possibile, altrimenti vabbè non lo fate, però noi ve lo chiediamo, di avvicinarvi qui per gli interventi, perché abbiamo il microfono direzionale che poi sul manifesto sardo verrà mandato in onda, no? Penso questa serata, quindi se è possibile avvicinatevi qui al tavolo. Allora c'è già un iscritto a parlare, Antonello Papis, presidente dell'ASCE, se si vuole avvicinare. Grazie tante, una riflessione soltanto sulla pena, sul senso della pena, sul significato della pena, e poi una testimonianza per quanto riguarda le misure alternative al carcere. Se qualcuno di noi sbaglia, c'è qualcosa che non va, vero? Ma solo in noi o anche nella famiglia, nella comunità, nell'isola, se siamo in Sardegna, e forse anche oltre, visto che l'educazione, l'esempio reciproco si sposta oggi molto più velocemente di una volta. In un attimo siamo in America, siamo in Russia, siamo in Africa, ci contaminiamo reciprocamente. Ovviamente siamo contaminati di più da quello che c'è più vicino e quindi dovremmo interrogarci tutti se qualcuno sbaglia o no. E allora, che senso ha la pena intesa come sofferenza e l'espiazione inteso come sacrificio atroce? Ci vogliamo trasformare anche noi in carnefici? È questo che vogliamo? Si può dire civile quella società che immagina il carcere come un luogo di sofferenza? Ma questo è terribile, io non lo accetto. Io penso che tutte le carceri devono essere abolite. Esistono luoghi per la restituzione del danno. Esistono luoghi dove non si considera più il reato. Cioè hai violato la legge, che può essere anche sbagliata la legge, quindi hai commesso un reato. C'è un errore, c'è uno sbaglio. Anche nell'azione più sbagliata il carcere non ha senso, perché non consente a chi ha sbagliato di pagare il giusto, che è la restituzione del danno, che è già, come dire, la pena è così dell'autocritica, dello scoprire in se stessi l'errore che hanno commesso. La sofferenza nel capire il danno così che ha provocato. No, noi dobbiamo per forza trasformarci in carnefici. Allora, siccome questa è una riflessione autocritica e io mi sento di chiedere perdono casomai ad Nino Mele, che non vuol dire assolvere, non vuol dire ha ragione lui, non significa assolvere, significa mettimi in condizione di capire e di riparare e al meglio possibile. E
secondo me, ha fatto già molto e sta continuando a fare per riparare. E poi questa voglia di vedere quello che gli è nato, viene di carcere e torna a noi. Questo di vedere che ha sbagliato una volta, colpevole per sempre, meritevole per sempre di penare, questa voglia che si sta purtroppo aggravando. Quindi io l'ho fatta breve su questa cosa, do soltanto un'informazione. No, un altro esempio lo devo fare, perché mi è capitato di parlare da poco di bullismo. E anche il bullismo, anche quello nelle scuole elementari, perché esiste chiaramente, no? Anche quello delle scuole elementari, è visto, diciamo, spesso come lo vede un poliziotto senza formazione, che pure però viene chiamato nelle scuole come momento di riflessione sul bullismo, e che ha una formazione spesso, talvolta soltanto utilizzabile, una formazione, come si dice, repressiva. Noi viviamo nel paese dell'ipocrisia. Il Ministero della Giustizia, che si dovrebbe chiamare il Ministero della Repressione, si chiama Ministero della Giustizia, ma qui c'è ingiustizia se noi affrontiamo gli errori in questo modo. Bene, cioè vedere il ragazzino bullo come il cattivo da punire, e quello è un'altra vittima. Quello è un'altra vittima. Certo, ha fatto il bullo il ragazzino di 11 anni col bambino di 7, ma è chiaro che è una vittima. Perché non ci chiediamo che genitori ha, che famiglia ha, che vicini di casa ha, in che quartiere abita, in che paese abita? Perché no? E questo fa la differenza fra civiltà e inciviltà. E noi dobbiamo crescere ancora, tutti quanti, non solo Annino Mele. Annino Mele ci può fare da professore in certe cose. Noi potremmo fare tra di noi, ciascuno nella sua arte, possiamo fare il maestro, il fratello che ti aiuta, se è vero che siamo tutti fratelli. Pensiamoci, siamo tutti fratelli e sorelle. No, è vero, nel comportamento non è così. Allora, riflettiamo su questa cosa. Ecco, le misure alternative al carcere. Io mi occupo personalmente, lascia un settore che riguarda l'accoglienza di persone, quasi tutti giovani, ma non solo giovani, che per come dire, reati minori, anche il palloncino per strada, attenti perché potreste venire messa alla prova da noi, minori, che però è di cui mi occupo personalmente, proprio perché è una cosa molto delicata, molto difficile. Ho, diciamo, una qualche esperienza pregressa, per cui fino ad ora, ma stiamo per aprire un vero e proprio ufficio che si occuperà della cosa, spero anche a Nuoro, lasciateci crescere, credo che lo faremo anche a Nuoro. E cosa ho visto? Ho visto che, siccome non siamo solo il paese dell'ipocrisia, ma anche della corruzione e della speculazione estremamente diffusa, ed è il caso di richiamarle queste cose, quello che ho scoperto è che anche dietro questa attività di accoglienza ai lavori socialmente utili messa alla prova, c'è una forte speculazione, nel senso che i ragazzi sembra che siano stati condannati ai lavori forzati, altra cosa inumana, altra cosa disumana, perché gli chiedono soldi appena arrivano, in più di un luogo, e gli fanno lavorare sul serio, lavorare.
quando invece lavorare potrebbe essere un libro, leggere un libro. Lavorare è per un giovane una buona comunicazione umana. Lavorare è avere un luogo di rifugio rispetto alle condizioni di vita in cui è collocato, perché spessissimo sono di famiglie poverissime, abitano in ambienti marginali e così via. Vabbè, intanto ho scoperto quello e ne ho già parlato pubblicamente e siccome anch'io vengo da una famiglia poverissima e per fortuna in modo differente dai miei fratelli e dalle mie sorelle ho frequentato qualche classe di scuola in più e ho fatto altre esperienze, ho conosciuto giovani meravigliosi che mi hanno aiutato e voglio dire, per fortuna in qualche misura mi sono affrancato. Però io provengo da quella gente, dalla gente povera e marginale di un paesino della Sardegna, maltrattati dai figli dei benestanti, esclusi, emarginati. E allora insomma è una cosa che mi tocca ed è una scelta quindi che io ho fatto assieme all'Asce. Bene, le ultime battute sono queste. Ecco, in queste esperienze relazionali personalmente mi sono arricchito molto, ho avuto modo di parlarne e sono davvero significativamente esemplari. Una sola esperienza vi racconto del ragazzino che coinvolge amici, cioè mi chiede posso far venire degli altri amici e viene con gli amici e io gli dico guarda che davvero qui non c'è un lavoro, lo dobbiamo stabilire insieme il lavoro che ti va di fare. Ti va di leggere un libro? Ti va di parlare? Ti va di giocare? Ti va di passeggiare e pensare? Per me è lavoro, quello che vuoi fare, non c'è una cosa che tu sei costretto a fare. Ok? E scoprendo un'altra realtà di vita possibile, lui coinvolge suo padre. E siccome a lui piaceva comunque decespugliare, mi ha visto trovato decespugliando un giorno, ha detto no, a me piace decespugliare. E siccome aveva rotto il decespugliatore, è arrivato lui con suo padre, con il camioncino da lavoro e un decespugliatore in prestito e lui è cominciato e con furia davvero si è messo e ha finito di decespugliare il mio terreno di diverse migliaia, perché io abito in campagna, di metri. Insomma, la mia relazione è stata, questa è la dimostrazione che a volte basta essere accolti con rispetto. Bene, se ci sono altri interventi, siamo qui. Posso? Sì. Buonasera a tutti, non volevo fare l'antipatica, però mi sembra che qualcuno quando parla di carcere ha un po' non ha bene l'idea di che cosa sta parlando. Allora, il sovraffollamento nelle carceri c'è sempre stato, che c'è sempre stata tortura nelle carceri, anche quello è vero, perché se torniamo agli anni 70 come diceva lui, c'è stata l'Asinara, il Golfo Azzurro, c'è stato Trani, qual è il carcere che... Non voglio dire, non c'è stato, poi magari sì, i detenuti hanno risposto con delle rivolte, hanno provato un po', però se vogliamo arrivare un po' più ai giorni nostri, nel 2001 c'è San Sebastiano a Sassari, che è proprio incancellabile nella storia carceraria della Sardegna, quindi non capisco perché si cerchi di dipingere una situazione che non è reale. Cioè, nella carta può essere che c'è la Gozzini, che c'è la voglia di recuperare, di riabilitare, di rieducare, ma poi alla fine, nella realtà, non esiste questa cosa. Lui è un caso, come dire, quasi anche fuori dalla norma. Ora, non vorrei dire, cioè lui ha detto solo se collabori, poi mi auguro che non abbia collaborato, però
questa cosa dell'ergastolo stativo è molto più pesante di quando qui è stata un po' dipinta a larghe maglie, perché c'è davvero gente, e mi viene in mente uno per tutti, Mario Trudu, che è in carcere da 38 anni e ancora una volta 2 mesi fa gli hanno rigettato tutto perché c'è questa cosa dell'associazione a delinquere che in Sardegna non esiste, perché nessun sequestro in Sardegna è stato fatto con dietro un'organizzazione che può essere quella mafiosa, quella dell''ndrangheta e così via. Però per alcuni questa cosa sarà incancellabile, quindi fine pena mai. Questo è l'ergastolo stativo e questa gente uscirà coricata dentro una bara. Perché? Perché non c'è una volontà politica che seriamente si impegna nel carcere, né a livello di strutture né a livello di formazione del personale, perché se abbiamo ancora delle guardie carcerarie che agiscono in maniera così prepotente, chiamiamolo così, nei confronti del debole detenuto che comunque è lasciato solo dietro le sbarre, vuol dire che c'è la volontà politica che queste cose le permette, e che comunque l'Italia preferisce pagarsi la multa. Perché? Perché mettere mano alle strutture carcerarie italiane per metterle a norma costa molto di più che pagare una semplice multa alla comunità europea. Questa è proprio scendendo terra a terra, questa è la mia visione del sistema carcerario italiano. Abbiamo anche provato a entrare a Badecarros nel 2000 con un giornalino che però all'epoca l'educatore era Claudio Massa, che si chiamava Badecarros oltre il 2000, non so se ne hai sentito parlare. Avevamo chiesto anche di poter entrare, per poter collaborare con i detenuti, tutti soggetti non graditi, cioè a parte Claudio, che era l'educatore che doveva entrare per lavorare, gli altri la richiesta di entrare per poter fare questi laboratori letterari, chiamiamoli così, tutte rigettate perché personale non gradito è pericoloso. Poi nessuno va a chiedere perché è pericoloso, perché non gradito, perché intanto altra risposta non te ne danno, è quella, è lapidare, tu mutismo e rassegnazione ti devi rassegnare che quella è la volontà del direttore del carcere. Parliamo anche dei direttori. Non lo so, ce ne sono abbastanza, mi pare di no, perché sono a scavalco in 1000 posti, non c'è una continuità, non possono programmare, non possono realizzare, non possono fare affidamento neanche ad un'associazione esterna, perché poi magari il direttore che c'è prima ti dà la fiducia, arriva un altro direttore dopo e la fiducia te la nega, la revoca della fiducia, quindi niente di fatto. È per quello che comunque anche da fuori, per quanto qui in Sardegna sia ancora sentito il bisogno di occuparsi, di tenere accesa un po' l'attenzione sui detenuti, alla fine veramente ti risucchiano anche l'entusiasmo e la voglia di fare qualcosa, perché è un muro infinito, come un muro di gomma, uno continua a sbatterci sopra ma torna sempre indietro, perché comunque non c'è nessun tipo di spazio né di apertura né di attenzione. Quindi io non lo so se magari lui o Galarato dall'interno avete anche, non lo so, qualche dritta da dare per poter lavorare. Io mi ricordo a Badecarros solo sit-in di protesta, solo denunce di situazioni che non andavano bene, che quello non gli davano il permesso neanche di vedere i familiari, a un altro non gli davano il permesso di andare al funerale della mamma se non dentro uno scafandro tutto ammanettato con un esercito per accompagnarlo. Cioè, io ho altre notizie positive da Badecarros, non ne ho mai né letto né visto, poi è possibile che mi sbagli perché qualche cosa di buono ci sarà stato pure, però credo che sia la situazione un po' generale di tutte le carceri italiane. Posso Detto rispondere? questo. Anche se la domanda non è rivolta a me, però posso fare alcune precisazioni. È vero, quello che ha detto è completamente, pienamente ha ragione. Noi viviamo una situazione carceraria, cioè io non ho problema di dire quello che avviene nelle carceri. Ho anche pagato anche isolamento, ho pagato anche tanta depressione,
tanta sofferenza proprio per dire le cose come stanno, in particolare nel libro Mai, insomma, e lì sono stato letteralmente bersagliato dagli agenti, dove si sono riuniti, e io mi trovavo a Como in quel periodo lì, si sono riuniti e insieme hanno scritto un documento al ministro chiedendo il mio immediato trasferimento perché denigravo il loro corpo. Falso, perché loro hanno letto una recensione che diceva l'incontrario di quello che io scrivevo nel libro. Però il libro non lo avevano letto loro. Pagano, che è il direttore del provveditorato di Milano, gli ha detto: ma scusate, ma come fa? Mandato dal ministero, dire: oh, fermatevi, cos'è questa richiesta di questo trasferimento di Mele? A 8 indirizzi diversi hanno scritto, non solo al ministro, a 8 indirizzi diversi. Dice: ma siete impazziti? Ma perché lui così ci denigra, ci offende nel suo libro? Ma l'avete letto il libro? No, abbiamo letto il giornale. Leggete il libro. Quindi le ha fatto un ammonimento duro, per dire comunque che è vero che quando si chiedono delle autorizzazioni per entrare in carcere di solito non vengono accolte. E vi posso dire una cosa: in genere non è il direttore, non sono neanche gli educatori. Ora non sono qui per difendere l'educatore, si difende da solo, non ha bisogno di me. Ma ho conosciuto delle carceri, una volta noi pensavamo che si stava avvicinando all'americanizzazione, cioè a rendere i carceri privati, e quindi c'era un allarme generale. Bene, non è passata quella linea, ma in effetti i carceri sono privati, sono privatizzati, ogni carcere c'ha il suo padrone. Utta ne ha uno, Badoe Carro ne ha un altro, Bancali ne ha un altro, Massama ne ha un altro, Nux ne ha un altro. Ogni carcere c'ha il suo padrone. E sapete chi comanda nel carcere? Non comanda più il direttore, comandano gli agenti. Nei carceri c'è un commissario. Il commissario è laureato, quindi c'ha il 50% di potere dentro un carcere. L'altro 50% c'era il direttore. Ma il direttore, sapete a chi si può rivolgere? A 3 educatori, a 4, se ci sono, a qualche assistente sociale, e basta. Il commissario c'ha in mano il personale militare, io continuo a chiamarli così, e in carcere non entrano se non vogliono loro. Prima si organizzavano anche dei teatri, degli spettacoli. Il direttore aveva un certo potere, poteva chiamare il maresciallo e si organizzava il suo gruppo, che era favorevole a quello spettacolo o meno, e restavano fino alle 10 di notte, eccetera. Oggi non resta più nessuno. Non resta più nessuno. In carcere la mettono tutto sulla sicurezza. Ci sono tante cose che sono state private. Io vengo dal carcere di Bollate. Bollate ha avuto un'apertura enorme riguardo è considerato all'avanguardia quel carcere lì. Bene, anche lì ci sono tante privazioni e vengono dal personale militare, cioè sono loro a determinare l'insicurezza di quel gruppo o quell'altro gruppo. Il direttore non può fare niente. Sono arrivato a Utta, al carcere di Utta, il commissario, l'inganno anche della legge e della condanna che noi abbiamo avuto, non è solo in soldi, no? È stato anche nel costruire carceri nuovi. Ecco, il sovraffollamento noi lo possiamo risolvere, costruiamo delle carceri nuove, poi apriamo le celle. Sapete cosa succedeva a Utta? Le celle erano aperte e noi non potevamo passeggiare nel corridoio, perché il commissario aveva proibito che si camminasse nel corridoio. Il commissario priva l'acquisto della farina, il commissario priva l'acquisto del lievito, insomma ha privato tutto un sacco di cose. E Pala, che è il direttore che conosco da tantissimi anni, non poteva fare niente, Lo hanno portato a un punto, poi, poverino, mi pare che gli è preso pure un mezzo tumore, comunque ha lasciato il carcere, adesso non è più direttore, forse lo ha lasciato in anticipo, perché col commissario si sono scontrati e Pala era in minoranza e non poteva vedere, non riusciva a fare niente. Questo accade anche negli altri carceri. E guardate che magari Badoe Carro è già qualcosa, Opera è una cosa diversa, ma se noi
giriamo nelle carceri magari calabresi o puramente campane, in certi carceri è un disastro. Educatori non ce ne sono neanche. E se c'è qualche educatore è un portacarte e non ha nessuno. Guardate che a Como, quando io sono stato isolato, c'era una parola da parte delle guardie che nessuno mi doveva salutare a me, nessuno. Chi veniva a trovarmi era un'educatrice, solo lei. E gli ho detto, ma lei non ha paura delle rappresaglie? Ha detto, io vengo lo stesso, capito? Io vengo, non mi interessa delle loro minacce, solo un'educatrice. Cioè, come ho detto, non difendo io gli educatori, li ho conosciuti nascere gli educatori, ho condiviso la loro missione e qualche volta l'ho anche criticata, e sono un po' anche così, cioè non c'ho peli nella lingua, li critico e quando c'è non li risparmio, però non passano in buona acqua anche loro, non solo dentro il carcere ma anche dalla società. A posto. Bene, se c'è qualcun altro che vuole intervenire. Senti, se mi dato 30 secondi aggiungo qualcosa per il dottor Paolo. Vieni qui però. Allora, una volta mi chiamarono gli assistenti sociali del carcere di Buoncamino. Dovevo andare a parlare con un giovane rom un po' fuori di testa, c'era sofferente proprio, sofferente mentale, si chiamava Tarzan, non so se l'avete mai, lo chiamavano Tarzan tutti. Dovevo parlare con lui e prepararlo a passare dal carcere di Buoncamino in una comunità che l'avrebbe accolto, che si trovava a Domus Novas. Quindi abbiamo coinvolto tutti, Pala assolutamente favorevole. Il giorno che mi permisero quindi di entrare a parlare con lui, parlai con lui mi riconobbe perché ci occupiamo anche di Rom ed era contento se andavo a prenderlo io. E così la mattina io andai a prenderlo, mi avvisarono, andai a prenderlo. Prima di partire mi chiamarono per dire è stato già prelevato da una macchina della polizia. Ecco, lui finì in un centro di accoglienza per irregolari e adesso di nuovo in carcere. Bene, se non ci sono altri interventi, non so se c'è qualcuno dei relatori che vuole aggiungere qualcosa, altrimenti chiudiamo qui perché non vedo nessuno che vuole intervenire. E allora sì, praticamente chiudiamo, soltanto due parole per dire che noi chiaramente non abbiamo la presunzione di aver dato nessuna risposta definitiva, abbiamo soltanto cercato di fare delle riflessioni da punti di vista diversi, un punto di vista del giornalista, del penalista, dell'educatore, di chi ha vissuto purtroppo l'esperienza in primo piano e poi il punto di vista della scuola, perché io, ecco, questo vorrei aggiungere. Da questa giornata di oggi vorrei citare di nuovo una frase di Annino Mele, non cito a memoria, la riporto, dove lui dice che prima del carcere c'è la prevenzione e la prevenzione è, tra le altre cose, la scuola. Se noi a scuola riusciamo a fare un lavoro, come dire, sei troppo vicino. Quindi se a scuola noi riusciamo a fare un lavoro serio, un lavoro, come dire, e ci danno la possibilità di farlo soprattutto, perché la scuola è sotto attacco, lo sapete, così come c'è una situazione disastrosa nelle carceri, c'è una situazione disastrosa nelle scuole, assolutamente, ma è un progetto, io dico questo, è un progetto ben preciso, io non ho paura a dirlo,
questa ideologia dominante in questo periodo, e non solo in questo periodo, perché è cominciato un bel po' di anni fa. E quindi se questo discorso continua in questo modo, è chiaro che la prevenzione non riusciremo a farla, come dice Nino Mele, e ci ritroveremo tante persone nel carcere che continuano ad aumentare e le scuole continuano invece a diminuire e a scomparire, come in alcuni paesi del centro Sardegna praticamente. Detto questo, vi ringrazio tutti, i nostri appuntamenti continueranno e speriamo di riprendere anche questa tematica, perché mi sembra che sia una tematica molto, molto interessante, trattata da poche associazioni purtroppo e da poche organizzazioni. Grazie a Nino Mele, grazie a tutti i relatori, grazie a voi.